Parla, tifoseria azzurra. Benvenuti a un altro rapporto Napoli. E oggi vi porto una notizia che sta esplodendo sul mercato europeo. Sergio Ramos, uno dei più grandi difensori della storia del calcio, è libero sul mercato dopo aver lasciato il Monterrey in Messico. E non ci crederete al sogno che questo uomo di 39 anni sta ancora inseguendo. Una missione che sembra impossibile, ma che potrebbe scuotere tutto il mercato europeo nei prossimi mesi. Ma il Napoli potrebbe entrare in questa corsa? Ramos avrebbe ancora benzina per un'altra grande avventura in Europa. State con me fino alla fine perché questa storia è fascinosa. Facciamo un po' di contesto. Sergio Ramos è una leggenda vivente del calcio. 4 Champions League col Real Madrid, un mondiale e 2 Europei con la Spagna. Oltre 180 gol in carriera da difensore. Uno dei più grandi di sempre. Dopo aver lasciato il Real Madrid nel 2021, Ramos è andato al PSG, dove è rimasto 2 stagioni. Poi, a febbraio di quest'anno, ha accettato la sfida di giocare in Messico col Monterrey. E tifosi, non è stata una parentesi negativa. In 32 partite, Ramos ha segnato 7 gol. Proprio così, 7 gol. Il ragazzo ha 39 anni e continua a essere decisivo. Ha giocato il campionato messicano, la Coppa della Liga e persino il Mondiale per club. Ha portato esperienza, leadership e qualità al calcio messicano. Ma ora è arrivato l'epilogo di questa avventura in Messico. In semifinale del torneo di apertura, il Monterrey ha affrontato il Toluca in una partita drammaticissima. E indovinate, Ramos ha segnato su rigore. A 39 anni, il tipo ha ancora la personalità per battere un rigore in semifinale. Ma non è bastato. Il Monterrey ha perso 3-2 ed è stato eliminato. E subito dopo la partita, Ramos ha annunciato: quella è stata la sua ultima gara con il club messicano. Fine dell'avventura in Nord America. Ma tifosi, è qui che la storia diventa interessantissima. Ramos non sta pensando al ritiro. Niente affatto. Il ragazzo sta già progettando il prossimo passo. E quel prossimo passo potrebbe essere un ritorno in Europa. La stampa messicana ha rivelato dettagli esplosivi sui piani del difensore. E quando saprete cosa sta tramando, capirete che stiamo parlando di un competitore nato. Sergio Ramos, a 39 anni, ha un sogno che sembra impossibile, ma che sta guidando tutte le sue scelte. Vuole tornare in Europa. Ma non un ritorno qualunque. Ha un obiettivo chiarissimo in testa. Secondo quanto rivelato dalla stampa messicana, Ramos è convintissimo di poter ottenere una convocazione sensazionale con la nazionale spagnola per i mondiali 2026. Mondiali, tifosi. Ha 40 anni. Vuole chiudere la carriera sul palcoscenico più grande del calcio mondiale. È il suo sogno. La missione finale. L'ultima grande sfida. Immaginate la scena: Sergio Ramos, a 40 anni, che disputa la sua 5ª Coppa del Mondo. Sarebbe epico. Sarebbe storico. Sarebbe l'incoronazione di una carriera leggendaria. Ma c'è un ma gigante in questa storia. Ramos non gioca con la nazionale spagnola da marzo 2021. Proprio così, quasi 4 anni senza indossare la maglia della Furia Roja. E c'è di più. L'attuale CT della Spagna, Luis de la Fuente, non l'ha mai convocato. Nemmeno una volta. Nemmeno per amichevoli. Niente. Insomma, è una missione complicatissima. Quasi impossibile. Ma come dice il detto, mai dire mai. E quando si parla di Sergio Ramos, sappiamo che tutto è possibile. Ed è per questo che vuole tornare in Europa. Per giocare ad alto livello, attirare l'attenzione di De La Fuente e forzare la sua convocazione. E allora, tifoso del Rapporto Napoli, ti sta piacendo questa storia incredibile? Allora aiutami. Se ancora non sei iscritto al canale, clicca subito il pulsante iscriviti. Attiva la campanella perché qui sapete tutto quello che succede nel mondo del calcio. Ovviamente, tutto sul nostro Napoli. E non dimenticare di lasciare quel like furbo. Rafforza tantissimo il canale e dimostra che la famiglia azzurra è la più attenta di tutte. Grazie, tifoseria. Ora analizziamo. Il Napoli potrebbe davvero entrare in questa partita? Siamo realisti, tifosi.
Sergio Ramos è un gigante del calcio, ma ha 39 anni. Ne compirà 40 a marzo. Dall'altro lato, continua a giocare a buon livello. 7 gol in 32 partite da difensore non sono uno scherzo. E al mondiale per club ha dimostrato di poter ancora competere coi migliori. Ora, si incastrerebbe nel Napoli. Analizziamo i pro. Esperienza. Ragazzi, Ramos ha tutto quello che si può desiderare in termini di esperienza. Champions League, mondiali, finali decisive. Ha vissuto tutto nel calcio. Leadership. Il tipo è un leader nato. Nello spogliatoio, in campo, nelle interviste. Comanda. Ispira. Qualità tecnica. Anche a 39 anni, Ramos resta un difensore completo. Bravo coi piedi, forte di testa, lettura di gioco eccezionale. Mentalità vincente. Ramos è un vincitore. Sa cosa serve per vincere trofei. Sarebbe preziosissimo per la nostra rosa. Ma ci sono anche i contro. Età. 39 anni sono tanti. Il ritmo della Serie A è intenso. Reggerà il fisico. Ingaggio. Un giocatore del calibro di Ramos non gioca gratis. Lo stipendio sarebbe alto. Conviene l'investimento? Infortuni. Negli ultimi anni Ramos ha avuto qualche problema fisico. Sarebbe un rischio prendere un giocatore con questo storico. Ruolo. Noi abbiamo già Ramani e Buongiorno che stanno giocando bene. Juan Jesus è il terzo centrale. Ci serve davvero un altro. È una decisione complicata. Tifosi. Però lasciate che vi dica una cosa. Antonio Conte adora i giocatori esperti. Valorizza la leadership. Gli piacciono i vincitori. E Ramos si incastra perfettamente in questo profilo. Inoltre, Conte potrebbe usarlo in modo intelligente. Non dovrebbe essere titolare in tutte le partite. Potrebbe essere impiegato in gare specifiche, contro avversari forti, nei momenti decisivi. Sarebbe una sorta di arma segreta per le partite che contano. E ammettiamolo, tifosi, avere Sergio Ramos in panchina sarebbe già una dichiarazione di forza. Mostrerebbe a tutta Europa che il Napoli fa sul serio nella corsa ai titoli. Ora, siamo onesti, la probabilità che Ramos venga al Napoli è bassa. Primo perché probabilmente darà priorità a club dove avrebbe più minuti. Ha bisogno di giocare con regolarità per convincere De La Fuente. Secondo perché altri club europei lo stanno già tenendo d'occhio. Ramos è un nome che vende maglie. Porta media. Attira attenzione. Terzo perché il Napoli ha una struttura salariale che non permette sforzi. Non romperemo il salvadanaio per un 39enne, per quanto leggendario. Però, immaginate, tifosi, Sergio Ramos con la maglia azzurra, a difendere lo stadio Maradona, a guidare la nostra squadra nelle notti di Champions League. Sarebbe surreale. Sarebbe magico. Sarebbe una storia da raccontare ai nostri nipoti. E guarda, nel calcio tutto può succedere. Se c'è una cosa che abbiamo imparato è che questo sport ci sorprende sempre. Tifoseria azzurra. A prescindere dal fatto che Ramos venga o no al Napoli, questa storia ci mostra qualcosa di meraviglioso sul calcio. A 39 anni, quando la maggior parte dei giocatori è già ritirata o gioca in campionati minori, Sergio Ramos ha ancora sogni. Vuole ancora conquistare. Crede ancora di poter giocare un mondiale. È ispiratore. È motivante. Dimostra che l'età è solo un numero quando hai passione e determinazione. E noi, come tifosi del Napoli, sappiamo quanto valgano i giocatori esperti. Lo abbiamo visto con Cavani in passato. Lo abbiamo visto con Higuaín. Lo abbiamo visto con tanti altri. L'esperienza fa la differenza. La leadership fa la differenza. La mentalità vincente fa la differenza. Quindi, anche se Ramos non vestirà la nostra maglia, noi rispettiamo la carriera di questo fenomeno. Ammiriamo il suo coraggio. E facciamo il tifo affinché realizzi il sogno di giocare un altro mondiale. È tutto. Tifoseria del Rapporto Napoli. Sergio Ramos è libero sul mercato con un sogno impossibile. Qualche club europeo ci scommetterà. De La Fuente gli darà una chance? Lo dirà solo il tempo. E tu, cosa ne pensi? Ti piacerebbe vedere Ramos al Napoli? Credi che abbia ancora il livello per la Serie A? Commenta qui sotto la tua opinione.
E non dimenticare, like al video, iscriviti al canale e condividi con quell'amico che ama il calcio e le storie ispiratrici come questa. Forza, Napoli sempre!